E questa mattina in via Diodoro Siculo si è verificato il crollo di un muro di conci di tufo, parte della recinzione del sistema di contenimento dell'ex ospedale San Giovanni di Dio, oggi di proprietà della regione siciliana. Il muro, considerando rilevanza storica, circonda una struttura che attualmente ospita diversi uffici, tra cui quelli della Sovrintendenza ai Beni Culturali. Il Codacons, tramite il responsabile regionale del Dipartimento di Rosa, ha immediatamente segnalato l'accaduto alle autorità competenti, sollecitando un intervento urgente da parte del Comune di Agrigento e della Regione siciliana. Questo crollo, afferma il Codacons, evidenzia la mancanza di manutenzione e monitoraggio da parte delle istituzioni, in un periodo in cui fenomeni meteorologici estremi come le cosiddette bombe d'acqua possono aggravare ulteriormente la situazione. Il Codacons richiama pertanto l'attenzione sui gravi rischi che eventi simili comportano per la sicurezza dei cittadini, sottolineando che fenomeni analoghi si sono già verificati in altre province della Sicilia, causando ingenti danni e mettendo a rischio la vita delle persone. È inaccettabile, continua il Codacons, che in una città come Agrigento, che vanta un patrimonio storico di immenso valore, si debba assistere a crolli di questo tipo a causa dell'inerzia delle istituzioni. L'associazione pertanto ha inviato una lettera al Comune di Agrigento sollecitando l'immediata attivazione degli uffici regionali e della Sovrintendenza per mettere in sicurezza l'area interessata dal crollo, ripristinare il muro collassato, verificare lo stato di stabilità dei muri di recinzione e contenimento nelle aree circostanze al fine di prevenire ulteriori crolli, monitorare costantemente la situazione e adottare le necessarie misure preventive, soprattutto in vista di possibili fenomeni meteorologici estremi. Il Codacons conclude chiedendo un intervento tempestivo e concreto per garantire la sicurezza dei cittadini, la tutela del patrimonio storico della città, continuando a monitorare la situazione, pronta a intraprendere ulteriori azioni in difesa del territorio e dei diritti dei cittadini.